Do il benvenuto a Irene Abrico, violinista, e Alessandra Ammala, pianista, che proprio stasera, fra poco tempo, ci faranno ascoltare un programma di musica italiana, pianoforte e violino, incentrato su Respighi dalla Piccola e Wolf Ferrari. E il terzo movimento è un rondò molto affascinante, ripetitivo, ma comunque molto fantasioso, e quindi è stata una gioia scoprirla. Sì, una scrittura quasi brahmsiana, ma c'è dentro anche tanto Schumann, è proprio un compositore, mi sembra, mitteleuropeo, che sa coniugare quindi queste diverse tradizioni. Poi, come dicevi tu, questo secondo movimento così quasi liturgico, no? Molto ieratico, però sì, sembra una preghiera effettivamente.